Durante una conferenza stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il procuratore aggiunto Michele Prestipino e il colonnello Leonardo Alestra hanno riferito alla stampa i dettagli riguardanti l'arresto di 3 imprenditori agricoli di Rosarno, Francesco Tripodi, Rocco Spagnola e Annunziato La Rosa, e dei 2 cittadini bulgari ricercati a Rosarno. L'accusa nei loro confronti è di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, induzione alla prostituzione ed estorsione. Dall'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria condotta dai Carabinieri di Rosarno è emersa l'esistenza di un'associazione di cui i 3 arrestati erano i capi, promotori ed organizzatori. I fermati utilizzavano i mezzi derivanti dalla possibilità di gestire l'offerta di lavoro in relazione ad un considerevole numero di terreni ed imprese allo scopo di sfruttare il lavoro sotto costo di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in condizioni di estrema povertà e li destinavano al lavoro di braccianti agricoli in condizioni disumane con ogni condizione climatica per 9-10 ore di seguito al giorno senza alcun dispositivo di protezione, li percuotevano in caso di rallentamento nel ritmo di raccolta degli agrumi e li obbligavano ad accettare un salario giornaliero pari a 23 euro, cifra di molto inferiore rispetto alla normale retribuzione giornaliera spettante ai braccianti.